L'obiettivo del Veneto è sempre restare in zona gialla, in attesa domani delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Noi abbiamo dati assolutamente solidi, sia con l'R con T, non ve lo dico perché lo trovo un fatto di irrispettoso nei confronti del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e di chi ci valuta, quindi non voglio forzare la mano dicendo qua i nostri dati. Abbiamo sicuramente la situazione sotto controllo. Rispetto alle 877 terapie intensive previste dal governo, il Veneto ne ha pronte 1000 e Zaia ribadisce la priorità alla salute pubblica ma anche agli interessi vitali del settore montano, che basa molta della sua economia sulla stagione turistica invernale. Le novità più importanti riguardano il personale sanitario. È in arrivo un accordo con le ULSS per consentire agli infermieri di prestare servizio aggiuntivo a 35 euro all'ora anche nelle case di riposo che sono in carenza di personale. Manifestazioni di interesse, ogni USL fa una manifestazione di interesse, gli infermieri di questa USL possono partecipare, dicono io sono disponibile, ci sarà una lista, la mettono a disposizione delle case di riposo. È stato annunciato il piano di vaccini anti-Covid per tutto il personale sanitario, degli ospedali, operatori e ospiti delle case di riposo, strutture per minori, tossicodipendenti, disabili fisici e mentali, in tutto più di 170.000 persone. Per queste prime dosi si parla di verso da metà gennaio a fine gennaio, però oltre a questo non ho informazioni aggiuntive. Gli ospedali hub hanno i frigoriferi a meno 80 gradi e Azienda Zero si sta procurando le siringhe e tutto il materiale necessario.